Oggi 6 novembre in tutti i giornali in Sicilia si tratta l'argomento del presidente della regione siciliana Lombardo che è stato coinvolto in questo super rastrellamento di personaggi nella zona del Catanese. Il fratello di Lombardo è coinvolto anche in questa storia. Su 109 vediamo un articolo Discordi in autonomia, su questo stesso numero. Vengono intervistati dei personaggi storici importanti come Salvatore Natoli e Giuseppe Scianò. Scianò è il fondatore del Fronte Nazionale Siciliano che da 40 anni porta avanti il progetto indipendentista in Sicilia. Scianò dice: lo statuto si basava su un pactum, ovvero un compromesso tra il popolo siciliano in armi e lo Stato italiano, che per 60 anni è stato disatteso. Ora non è più proponibile perché sono mutate le condizioni. Oggi ci sono problemi più urgenti. E quindi le posizioni di chi rimane trincerato intorno allo statuto sono deboli e depistanti. Non basta sventolare la bandiera siciliana e non basta parlare di autonomia. Il fronte propone di stipulare un nuovo patto, senza però cedere sul terreno già conquistato. Il diritto all'indipendenza, o meglio a una non dipendenza, in questa eccezione chiarisce il segretario Scianò, vista anche in un'ottica di apertura europea, non significa isolamento, ma piuttosto partecipazione attiva del popolo siciliano. L'FNS si muove dunque in un'area di forte e puro indipendentismo, aggiunge Scianò, che non prescinde da un disegno in senso federale, idea che peraltro circolava già 20 anni fa. Nulla a che vedere con quello di cui parla Bossi, in riferimento alla recente opzione secessionista, caldeggiata da Lombardo. In questo articolo c'è anche Natoli, personalità di spicco della politica siciliana, più volte deputato, presidente della regione per una notte, e Natoli auspica la fondazione degli Stati Uniti d'Europa. Struttura federale e laica di matrice mazziniana, in cui il siciliano si inserisce come cittadino del mondo. Dal fuoco che cova sotto la cenere, conclude Natoli, e su un punto autonomisti e indipendentisti sono d'accordo: non si può più essere Roma dipendenti. In questo articolo si nota una bellissima foto centrale di Scianò durante una manifestazione commemorativa della nascita di Antonio Canepa e Attilio Castrogiovanni, che si è fatta presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo il 25 ottobre 2008. In questa data nasceva 100 anni prima Antonio Canepa, il comandante e fondatore dell'Evis, l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia, fondato proprio il 25 di ottobre del 1944, perché pochi giorni prima, il 19 ottobre del 1944, un reparto dell'esercito italiano aveva sparato sopra la popolazione di Palermo e ha ucciso 20 persone. I quadri che sono qui dietro le spalle di Scianò sono i quadri realizzati appositamente per quella mostra dedicata a Canepa e vi facciamo vedere a colori. Questo è Randazzo, la strage di Randazzo, il quadro che rappresenta una manifestazione con bandiere giallo-rosse che si ripete ogni anno. Questo è il 17 di giugno a Randazzo, e qui l'agguato dei carabinieri che fece un massacro degli evisti, degli indipendentisti, che furono poi trasportati anonimamente
al cimitero di Giarre per essere seppelliti. Solo la bravura del guardiano del cimitero fece scoprire, chiese che fossero aperte le casse, perché non potevano essere seppelliti dei corpi senza che lui controllasse, e in quel caso si scoprì che uno dei 4 era vivo. L'altro quadro è questo di Finocchiaro Aprile, che con Canepa parla, è un incontro che probabilmente non c'è stato, ma è una simbologia che ha a che fare con la nascita dell'Evis, quando il 19 di ottobre del 1944 ci fu la famosa strage di via Maqueda, che ancora purtroppo non ha una lapide degna di questa memoria. L'articolo di Chanot, l'articolo è l'ultimo di una serie di articoli dedicati ai fatti di questi giorni, che sono su tutti i giornali, che riguardano anche Miccichè, che riguardano Lombardo, e soprattutto la manifestazione che si è tenuta sabato scorso a Palermo, con la partecipazione di circa 1000 siciliani con le bandiere della Sicilia, una cosa che non si vedeva da circa 60 anni nelle manifestazioni siciliane. Molto strano questo articolo di Chiara Miccoli, che mette insieme personaggi che sono storicamente impegnati nell'indipendentismo, ed altri personaggi invece che sono legati a doppio filo con Lombardo e che hanno una versione dei fatti sicuramente di parte, che in un giornale che si presta a queste interpretazioni politiche molto importanti per la Sicilia non andrebbero fatte, perché è ovvio che persone che sono sul libro paga di Lombardo non possono che dire bene del signor Lombardo.